Allora, rieccoci qui insieme. Abbiamo detto quindi un certo tipo di taglio, di acconciatura molto naturale, fatta con prodotti, fatta d'arte, però non impostati in modo perfetto. Ma a questo punto quale sarà il colore? Qual è il colore che da adesso in poi dovremo optare, privilegiare, insomma? Beh, allora quest'anno, quest'inverno, il colore per l'eccellenza è sicuramente il rame, il rosso, in tutte le Ah, hai sue capito, quindi sfumature, sì. le rosse trionfano. Trionfano quest'inverno. È un colore molto caldo, molto acceso, quindi anche vistoso, sempre per enfatizzare la donna. Il colore deve essere denso, cioè si deve proprio vedere, è qualcosa di visibile. Oltre al rosso invece, per chi invece ovviamente decide una nuance un po' più naturale, rimangono sempre le schiariture nelle lunghezze, abbinate però a un colore freddo alla base. Quindi E quindi, anche ecco, per Trilab. esempio queste che stiamo vedendo, c'è quel rosso di Qui destra, ci c'è il sta. rosso che O anche si può usare spadroneggia. di più. Come? Si può usare di più come Sì, rosso. certamente. Questa è una sfumatura anche molto commerciale, ma chi vuole può scegliere una tipologia di sfumatura molto più forte, però rosso per eccellenza. E nelle foto in basso invece vediamo che comunque le schiariture nelle lunghezze sono ancora molto in voga e soprattutto è una richiesta molto molto commerciale. Noi Effetto l'abbiamo. ricrescita trascuratissima. La ricrescita trascuratissima che comunque come per l'effetto bice, quindi capello, che io definisco anche in formazione quando lo spieghiamo, vendo come quel mood della cliente che sembra che si è appena alzata dal letto, ma così non è, perché comunque ci sono supporto di strumenti e anche prodotti. Anche per il colore la ricrescita ormai è costruita e fatta ad hoc. Ripeto, un colore freddo alla base per enfatizzare proprio poi la schiaritura calda nella lunghezza. Ah, ok, quindi deve essere un po' questo. E altri colori, invece il moro e il castano e il mogano e quant'altro vanno un po' lasciati andare, vanno attenuati, cosa va Beh, proposto? allora, è ovvio che comunque quando parliamo di moda ci sono sempre delle correnti da seguire, però appunto come diceva Giorgia, oltre i confini, volevo aggiungere un dettaglio in particolare, non a caso abbiamo voluto mettere la presenza di tanto cielo. Ok? E oltre i confini voleva sottolineare il fatto che la donna non deve essere più schiava dei dettami della moda, ma deve essere un inno più a se stessa. Quindi è ovvio che magari noi possiamo dare delle dritte su quelle che possono essere le tendenze del momento, però la naturalezza in primis è quello che poi enfatizza l'essere se stessi. Assolutamente, quindi cercare di, ecco qua vediamo anche delle belle immagini che si fanno intravedere appunto come anche portare con che tipo di stile, sì, di tranquillità, a contrasto anche può essere, ci sono che si notino dei contrasti. Sì, sì, molto contrasto. Per esempio, fino a poco tempo fa non ci si sarebbe mai immaginato che un lob o un caschetto che arrivi al mento o sotto il lobo dell'orecchio diventi mosso. Una volta si tendeva sempre a farlo dritto, perfetto, un po' impaccato, no? Non si volevano capelli in modo spettinato, soprattutto su una forma di taglio molto geometrica come può essere appunto la forma piena, il caschetto. Ora invece si comincia a vedere il mosso spettinato, ma non uno spettinato costruito con il boccolo tradizionale, deve essere proprio qualcosa che rompe, è una cosa di rottura che dà alla cliente questa naturalezza come appunto, ripeto, si fosse appena alzato dal letto, che poi alla fine non è così, Che non è così, questa è la assolutamente. cosa che non è così, è già. Sì. Allora, un'altra cosa, passiamo all'uomo anche, perché io tanto sto continuando a sfogliare la rivista pagina dopo pagina e sono arrivata proprio anche a quella, alla parte dedicata all'uomo e mi sembra di intravedere alcune novità, Sì, beh, alcuni allora, cambi. innanzitutto sottolineo il fatto che il mercato dell'uomo si sta ampliando di anno in anno, addirittura i prodotti cosmetici in vendita, quasi quasi l'uomo supera la donna Infatti. in fase dell'acquisto, no? È molto attento a quello che è la sua pelle e ovviamente anche al suo capello. Ma poi per quello che c'è stata anche la stagione passata, come la tendenza taglio uomo, richiedeva anche un'attenzione particolare perché col rasato laterale, con questi tagli netti, cioè devi Sì. starci
tanto attento, più della donna a questo punto. Sì, fino a poco tempo fa l'uomo era lasciato abbastanza spettinato, sporco per quanto riguarda anche i contorni, non c'era una definizione pulita, ma adesso quello che si respira molto è comunque la tendenza al ritorno del barbiere anni 50-60. Molto Eccole spesso, qua, vediamo un po', questa è un po' emblematica. esatto, molto spesso in giro si sente parlare di questo barbershop. Infatti è un obiettivo di Trilab del 2015, apriremo a Udine un nuovo negozio dedicato unicamente all'uomo, dove infatti introdurremo sia questa tipologia di taglio più pulito ma anche la cura della barba. Ah, Sì, perché infatti ho letto, dopo non so se è vero, chiedo a voi conferma, che la tendenza sarebbe questo tornare al rasato, o comunque una barba molto curata, i baffi, sì, quindi non più qui c'è quell'effetto... tutto un contrasto che vive vediamo. questo momento, nel senso che il capello sta ritornando alla pulizia, alla riga laterale, ci sono due scuole di pensiero completamente contrastanti rispetto anche all'uso del prodotto, c'è chi non lo vuole assolutamente e chi invece lo esige, però deve essere un prodotto sempre molto naturale. In primis vengono vendute cere e gel che danno non brillantezza e non un capello troppo impaccato, ma la possibilità all'uomo durante la giornata di toccarsi e spettinarsi i capelli. Quindi ritorniamo a un mood un po' retro. In contrasto c'è appunto o la barba completamente pulita, quindi anche un rituale per quanto riguarda l'uomo e la cura della barba, quindi un servizio fatto anche come lo si faceva al tempo, molto vecchio, con il panno caldo intorno al viso, quindi si ritorna un po' allo stile anni 50, quindi completamente rasato, fatto proprio con il rasoio. Rasoio intendo proprio lama, ci vuole molta professionalità per questo, oppure le barbe incolte, che anche qui non sono incolte, ma sono molto curate, l'uomo la lascia lunga, ma la cura attraverso l'uso di prodotti. Infatti le barbe di chi la porta proprio per tendenza sono molto morbide. Vengono lavate, condizionate con dei prodotti emollienti e poi asciugate addirittura con il phon, per chi la usa molto molto lunga. Sì. Quindi richiedono tutto un certo tipo di attenzione, di tempo, eccetera. Per i più giovani invece cosa va? Torna il viso glabro oppure la barba di qualche giorno? Ma tendenzialmente c'è il ritorno anche per loro di questo barbone lungo. Il barbone lungo. Sì, c'è molta pulizia. È ovvio che comunque se il ragazzo tendenzialmente tende ad avere capello molto molto lungo e barba molto molto lunga, da un imprinting molto forte, quasi trasandata, però ci sta. L'uomo più elegante o che ricerca uno stile più raffinato invece dà questo contrasto, quindi pulizia totale nel capello e barba un po' più lunga. Poi io vedo anche molto che l'uomo è attento anche alla forma della barba che dà. Dipende anche dalla forma del viso dell'uomo, perché se il viso è un po' più allungato, la barba molto incolta tendenzialmente tenderebbe ad allargare o allungare ancora di più il viso. Quindi bisogna stare attenti anche alla forma che viene Esatto, data. Il barbershop la taglierà dà uno stile ad hoc, quindi sfinerà magari la zona delle guance per dargli più slancio e più volumi giusti all'interno del viso. Ecco, i baffi da soli senza barba sono I baffi era qualcosa che si vedeva fino a poco tempo fa, adesso vengono accompagnati sempre dalla barba. Baffo da solo ancora non si vede. Non c'è, quindi non ritorna, non ha preso piede. Al momento no. Secondo me non c'è neanche una predisposizione mentale al baffo. Dove nascono queste mode uomo e anche le mode donna, in modo particolare la tendenza dei capelli, non sono italiane, perché noi in genere l'Italia per gli abiti eccetera, però invece le acconciature sono più anglosassoni. Sì, allora i mood partono dall'anglosassone, quindi dalla forma un po' inglese, però quello che
è più ricercato è qua in Italia. Ah, quindi nelle grandi città, parlo di Milano, parlo di Roma, si trova molto come spunto per quanto riguarda la moda anche nelle grandi città. Noi per esempio tutti i servizi fotografici che facciamo li facciamo a Milano. Quindi, però c'è una moda diversa tra Milano e Roma, cioè tra il nord Italia e il sud Italia. C'è una richiesta, sì, tendenzialmente diversa, perché comunque il nord e il sud hanno due tipologie di stile di vita completamente differenti. Però quando io vivo la città di Milano e quando io vivo la città di Roma, vedo sempre questa continua frenesia. Forse è il clima che cambia, però la frenesia della città, come può essere Londra, che sono stata a giugno, vedevo molta frenesia nella vita di tutti i giorni, e questo è anche un input per quanto riguarda poi le tendenze del momento, perché è ovvio che tutto influisce sulla nostra vita, quindi anche il fatto di proporre delle modalità di asciugatura per la nostra cliente, o di taglio, o anche per l'uomo un taglio veloce e pratico, influisce anche molto nel modo di vivere. Assolutamente sì, cioè se capelli impegnativi anche da asciugare ti condizionano magari certamente nel tempo, della giornata, della vita, che sempre meno ne abbiamo, purtroppo. Infatti. E cosa dice a questo proposito? Chi detta la moda anche come stile in generale, al di là dei capelli? Voi dove traete ispirazione? Sono tre gli elementi principali, che appunto sicuramente le sfilate ovviamente sono... Quindi sono al centro della vostra attenzione. Sì, assolutamente le sfilate, perché ci sono poi degli stilisti che lanciano, no, dei messaggi un po' magari anche all'avanguardia, che poi dopo nel tempo, dopo 2 o 3 anni, no, si cominciano a vedere all'interno proprio della moda, insomma del prêt-à-porter. E poi lo star system, quindi guardiamo tantissimo i personaggi dello spettacolo. Quindi continuano ad essere rilevanti? Sì, sono sempre di più, tra l'altro poi diventano anche sempre più vivi questi personaggi dello spettacolo attraverso i social network, comunque no? Vedi proprio la loro vita in qualche modo anche personale, quindi sono sempre più come se fossero l'amico della porta accanto. È vero anche che però questi personaggi nella loro vita privata si vestono come Dio non vorrebbe e si acconciano come probabilmente nessuno di noi oserebbe uscire di casa come loro osano uscire di casa, anche questo è un altro aspetto. Sì, poi dipende dal personaggio, nel senso ovviamente io credo, ma qui è più un risvolto psicologico, che dovendo essere preparati dalla mattina alla sera per lavoro, e credo che poi quando vivi il tuo personale hai proprio voglia di non pensare, ma questo ovviamente è un discorso un po' diverso. E poi ci sono dei personaggi che in particolare si ritrovano nelle grandi città, che sono persone comuni che però dettano le mode, sono i cosiddetti personaggi avant-garde, quelli che vogliono distinguersi. Spesso e volentieri li troviamo nelle grandi città, perché nelle grandi città si è un po' meno giudicati, quindi si va in giro e si trova di tutto, no? Ecco, all'interno di questo di tutto ci sono dei messaggi tipo le acconciature stesse, che adesso si stanno un pochino più, insomma, affermando. La stessa treccia l'abbiamo trovata anni fa tra questi personaggi che volevano essere diversi e che tu noti, guardi, prendi appunti e poi vedi se è una tendenza che può prendere. Esatto, perché proprio quando la tendenza prende piede, questi personaggi non la vogliono più. Quindi non vogliono più avere ciò che essere, assolutamente, perché la moda di per sé è essere comunque conformisti. Moda è proprio è un termine matematico che vuol dire quanto è presente, quanto è frequente quel dato elemento all'interno di un gruppo. Se guardi, no, proprio da dove viene il termine moda, quindi di per sé quello che è moda è uniformarsi. In realtà invece quello che è un anticipo della moda sono i personaggi appunto che noi definiamo proprio avant-garde, che non vogliono quello che ti uniforma, ma vogliono quello che ti distingue. Quindi è importante anche proprio riconoscere che cosa vuoi essere, perché anche questi sfumati che vanno, in realtà non vanno più. Sono semplicemente, cioè andavano anni fa, soltanto che adesso stanno diventando di uso comune, no? E quindi è diventata... Passati. Sono già passati in realtà. Le scarpe di Lady Gaga.
Cosa? Anche le Le scarpe? famose scarpe di Lady Gaga, un esempio che io porto molto informazione. Cioè? Lady Gaga ha lanciato appunto questa scarpa molto particolare, senza tacco, che sembrava camminasse sui trampoli. Dal momento in cui è diventato anche oggetto all'interno delle vetrine, ne ho viste alcune anche nelle grandi città, lei non le sta più portando così tanto e lanciando come faceva qualche anno fa. Assolutamente. Andiamo a una pubblicità, solo proprio una domanda così flash, ma un anticipo di quello che potrebbe essere una prossima tendenza per i capelli, per il prossimo anno, cosa viene in mente? Osare, osare, osare. Chi lo sa? Io penso che comunque il diktat ormai è qualcosa che viene più vissuto. Ripeto, le persone vogliono più essere che seguire un filone, quindi secondo me la naturalezza sarà qualcosa che ancora Quindi andrà avanti la negli personalità anni. che riuscirà in qualche modo ad esprimersi al Assolutamente. meglio sarà quella che un po' detterà, concordi? Concordo, Concordo. assolutamente. Quindi potrebbe essere anche qualcuno dei nostri telespettatori che decide di porsi, osare, trasgredire, Certo. girare per le strade in un certo modo e magari piace e può Sì. essere oggetto di emulazione anche questo. Pubblicità, poi torniamo insieme e parliamo anche di formazione.